Il problema lupo è iniziato alcuni anni fa con delle presenze sempre magari limitate alle zone montane, quindi alle zone più marginali del nostro comune. Sono via via aumentate ed oggi, come vedete anche in queste immagini, e qui sono immagini praticamente in centro abitato a Porcen, ma anche questa mattina alle 7, quindi in pieno giorno in centro abitato a Rasai. Venerdì scorso idem, 5 lupi, un branco di lupi, quindi sempre percorrendo le strade di Rasai, ecco che è diventato un problema quotidiano. Il fenomeno della presenza dei lupi sta diventando sempre più critico nel Basso Feltrino. Il video girato venerdì scorso a Porcen parla da solo. È una comunità, quella di Seren del Grappa, ne affronta i disagi. I cittadini sono preoccupati, le attività agricole e zootecniche stanno subendo danni considerevoli. Per il sindaco Dario Scopel la situazione non può più essere sottovalutata. A mio avviso non c'è neppure come dire, la capacità di riuscire a capire effettivamente quale sia l'entità del problema, non si riesce a gestire il problema, non si riesce ad avere il numero effettivo degli esemplari sul territorio, non dico soltanto serenese ma dico a livello bellunese, e credo ormai si sia arrivati ad un punto in cui bisogna assolutamente agire. A Ring, incalzato da Christian Arboit, Scopel, che è anche coordinatore provinciale di Forza Italia, non ha potuto negare l'urgenza di soluzioni per gestire l'emergenza, perché tale è se è vero come è vero che i lupi sono stati osservati a 15 metri dalle case di Rasai, nella zona industriale e artigianale di Seren, luoghi perciò antropizzati. Di questo tema abbiamo parlato oggi col commissario Hansen, perché per esempio anche i miei colleghi del Trentino e dell'Alto Adige, che hanno una situazione, come noi del resto ormai, e le immagini sono evidenti, di presenza massiccia del lupo, abbiamo chiesto un cambio di rotta. Che non vuol dire sparare al grande predatore, ma contenerne la sua diffusione laddove è dimostrato un eccesso della presenza. In tutti i paesi europei la tendenza è questa, eccetto in Italia, afferma l'assessore regionale Federico Caner. Il problema che abbiamo in Italia è che abbiamo l'INSPRA, che è un istituto che da questo punto di vista fa i censimenti e dà i pareri, che purtroppo noi come regioni, tutte italiane, indipendentemente dal colore politico, lo abbiamo denunciato, molto spesso questi censimenti erano sottostimati rispetto alla realtà.